A lei, collega Guarda, prego. Grazie Presidente. Quindi alla luce di questo esorto nella valorizzazione di questo aspetto, perché appunto consente poi la realizzazione di una vera coprogettazione di cui la politica si deve fare attrice, e se non esiste questa coprogettazione la politica lavora un po' fine a se stessa. Grazie. Parere favorevole del relatore. Metto in votazione l'emendamento 183. Parere, dicevo, favorevole del relatore. È aperta la votazione. Chiusa la votazione, il Consiglio approva. Guarda, prego. Grazie Presidente. Poco fa qualche collega diceva, scherzando, no, se fossimo noi invece al posto dell'assessore Calzavara questi emendamenti non sarebbero passati. Mai. E nemmeno magari questo, che invece è un emendamento che vi salva. Vi salva, cari colleghi, perché questo emendamento vi ricorda, anche a questa nota di aggiornamento, a chi l'ha scritta, a voi che l'avete votata, a voi che la state votando, che in realtà c'è un passo che voi riportate che avete già fatto, e quindi orgogliosi di questo avreste dovuto correggere e magari aggiornare la nota, comprendendo anche il fatto che la riforma della normativa in materia di polizia locale e politiche di sicurezza l'avete approvata a giugno di quest'anno. Grazie collega. Non vedo altri interventi, quindi metto al voto l'emendamento numero 1 di pagina 36 con parere favorevole da parte del relatore. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. L'emendamento è approvato. E l'emendamento numero 2 di pagina 43, presentatori la collega Guarda, prego. Grazie Presidente. Interventi per l'utilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, politiche per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, derivanti o meno appunto derivanti o connesse da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, e la prevenzione del caporalato. Collega Guarda, non vedo altri interventi, perciò metto al voto l'emendamento numero 2 con parere contrario da parte del relatore. Aperta la votazione. Un attimo solo. Parere contrario. Chiusa la votazione, l'emendamento è respinto. La collega Guarda, prego. Grazie Presidente. Questo è un emendamento a cui tengo particolarmente perché viene anche dopo una serie di indicazioni che sono state date anche negli scorsi anni rispetto all'offerta formativa che può essere data in maniera extra, all'interno dei nostri istituti, proprio per aiutare la nuova generazione di studenti ad avvicinarsi sempre di più ed essere più consapevoli rispetto agli stili di vita e alla gestione appunto di un modello di consumo e di utilizzo delle risorse in maniera sostenibile. All'interno delle scuole alcuni percorsi sono già stati attivati grazie all'intraprendenza di molti insegnanti, grazie all'intraprendenza locale e evidentemente come Regione, dato che ci stiamo impegnando verso questa riconversione anche politica, verso politiche sostenibili in termini ambientali, economici e sociali, non possiamo fare altro che
investire maggiormente anche per fare in modo che coloro che verranno dopo di noi all'interno delle istituzioni, ma proprio come cittadini attivi e responsabili, possano fare della tutela ambientale il must della propria attività anche professionale. Collega, non vedo interventi, quindi metto al voto l'emendamento numero 3 con parere favorevole da parte del relatore. Aperta la votazione. Devo votare anch'io. Chiusa la votazione. L'emendamento è stato approvato. Collega. Grazie Presidente. Questo in realtà è un tema abbastanza emergente anche nel nostro territorio veneto, dove di fianco a quello che è un'ottica di turismo slow con dei particolari riferimenti settoriali, pensiamo appunto al cicloturismo piuttosto che il turismo equestre, di cui insomma sia io che il collega Caner condividiamo una certa passione, ma parallelamente di fianco esiste tutto un complesso mondo di cui anche il Veneto sta già in parte beneficiando, che è quello del turismo esperienziale, cioè nel calarsi all'interno perfettamente del territorio, riuscire a condividere quelle che sono tutto il sistema di tradizione, di storia, di cultura, di abitudini e quindi, come dire, vivere il Veneto così come lo vivrebbe un Veneto, specie in quelle zone che sono appunto di particolare rilevanza turistica e come dire, anche sia dal punto di vista ambientale che da un punto di vista culturale. Quindi io riterrei opportuno il fatto di inserirlo all'interno di questo documento di economia e finanze, per cui mi appello insomma alla lungimiranza dei consiglieri e della Giunta. Grazie collega Guarda, non vedo altri interventi, quindi metto al voto l'emendamento numero 9 di pagina 81 col parere contrario da parte del relatore. Aperta la votazione. Dai, per piacere, che avevi detto di sì. Ha detto di sì l'assessore. Il parere del relatore è contrario. Chiusa la votazione. L'emendamento è respinto. Della collega Guarda. Prego collega, se vuole illustrare. Grazie Presidente. Questo è un emendamento che risulta essere abbastanza anche attuale, perché chiede di coniugare lo sviluppo infrastrutturale, e magari qualche collega appassionato di sviluppo infrastrutturale può interessare questo aspetto, con l'obiettivo però di classificare le stesse opere sulla scorta di un punteggio di sostenibilità ambientale, attribuendo priorità ai progetti infrastrutturali che garantiscano il maggior rapporto tra costi economici dell'intervento e ricadute in termini di contenimento delle emissioni inquinanti. Questo perché dico che è un tema attuale? Perché stiamo vedendo nel territorio dell'Alto Vicentino, del Trevigiano, le conseguenze, in particolar modo dell'Alto Vicentino, le conseguenze della progettazione della superstrada pedemontana veneta, giusto per dirne una, che poteva essere pensata in maniera diversa, con un minore impatto da un punto di vista proprio ambientale e sociale, perché poi i disagi ricadono sull'organizzazione e sulla fruizione del servizio della strada da parte della popolazione locale, non soltanto. Quindi questo tipo di intervento è rivolto proprio a fare in modo che le opere d'ora in poi siano valutate anche in un'ottica intelligente dal punto di vista ambientale, e questo ha dei risvolti nella vita poi quotidiana, perché la fruizione di queste opere purtroppo può essere messa a dura prova proprio a causa di questa situazione. E in un territorio, per esempio, a grave rischio idrogeologico come è quello dell'Alto Vicentino, un pensiero in più su questi temi lo potremmo anche fare. Grazie collega, non vedo altri interventi, quindi mettiamo in voto l'emendamento numero 13 con il parere contrario da parte del relatore. Aperta la votazione.
Chiusa la votazione, l'emendamento è respinto. Passiamo al successivo, che è il numero 14 di pagina 93, sempre della collega Guarda. Prego, collega. Anche questo tema intende aggiungere, dopo la parola evoluzione, un capoverso nuovo che parla di sostenere il verde urbano come mitigatore microclimatico, decontaminatore dell'aria e regolamentatore dell'acqua piovana. Per questo motivo saranno imprese e sostenute le attività che comportino aumento e tutela dell'indice verde cittadino, di introduzione di modelli alternativi per la manutenzione del verde e di gerarchizzazione in chiave sostenibile dei percorsi. Conseguentemente al paragrafo ridurre il consumo di suolo, aumentare le aree verdi nei tessuti urbani e periurbani, tutelare e valorizzare il sistema delle aree naturali protette e la biodiversità di pagina 168 è inserito il seguente ulteriore obiettivo: intraprendere e sostenere iniziative di incremento del verde urbano. Questo è un evidente passaggio su cui il Veneto deve farsi portatore di innovazioni e rispondere alle innovazioni che dal settore ci vengono proposte, dal settore dell'urbanistica, dell'innovazione che viene portata anche da parte del grande mondo artigiano che in Veneto si occupa di edilizia e della maggioranza delle imprese che si occupano di edilizia. Questo era l'obiettivo in questo emendamento, potrebbe essere più che interessante votarlo a favore e quindi vi esorto a farlo. Grazie collega, non vedo altri interventi. Quindi passiamo alla votazione dell'emendamento numero 14 col parere favorevole da parte del relatore. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, l'emendamento è approvato. Passiamo al successivo, che è il numero 16, sempre della collega Guarda. Prego. Grazie Presidente. Questo è un emendamento che vuole andare appunto a esplicitare quelli che sono necessariamente gli obiettivi per quanto riguarda il contenimento dell'emergenza climatica e per questo abbiamo come Europa Verde voluto arricchire quello che era il contenuto di questo documento di economia e finanza con una esplicitazione delle azioni che devono essere messe in atto e quindi attraverso l'elaborazione di un piano di mitigazione regionale per l'abbattimento degli inquinanti atmosferici e di un piano di dismissione delle centrali a combustione fossile attraverso appunto anche maggiori incentivi all'utilizzo dell'energia rinnovabile. Stante che appunto mi è stato domandato per una condivisione più ampia quello di in questa fase non richiedere un impegno eccessivo da un punto di vista economico date le condizioni del bilancio, io accolgo favorevolmente la richiesta di modifica e quindi richiedo che possa essere messo al voto però con una variazione, per cui cancellando le parole maggiori incentivi all'utilizzo dell'energia rinnovabile e lasciando esclusivamente sia attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili. Se appunto la maggioranza accoglie questo tipo di modifica, io volentieri lo metto ad un voto positivo. Grazie collega. La maggioranza accoglie le sue proposte di modifica, quindi mettiamo al voto l'emendamento numero 16 così come riformulato, ovviamente con parere favorevole da parte del relatore. Votazione aperta. Chiusa la votazione.